pomeriggio amici di Sportisili, siamo qui ancora una volta dal campo di Ronzone, sono le ultime battute da questa tappa del ritiro, poi come sapete la squadra di Corini si trasferirà prima a Spiazzo e poi a Pinzolo, ma per il momento ci godiamo questo panorama che vedete alle nostre spalle. Tra l'altro è tornato un po' di sole dopo la amichevole uggiosa di ieri Uggiosa. e noi ce lo godiamo. Temporalesca. Ovviamente sì. Avete seguito la nostra radiocronaca che appunto non è stata soleggiata, però ecco, siamo di nuovo qui e sorridiamo ovviamente. Più che altro, più che la radiocronaca soleggiata, intanto saluto anch'io. Il capannello di Mister Corini è stato particolarmente così disagevole, non è colpa ovviamente del tecnico, non è colpa del palmo, semplicemente di Giove Pluvio che ha deciso di comparire nel momento sbagliato, perché al nostro arrivo al campo qualche minuto prima del fischio d'inizio e poi alla fine ha deciso di accompagnarci con questo diluvio. Purtroppo non è stato un diluvio di gol, l'abbiamo detto anche questa mattina, anzi ce n'è stato uno solo e l'ha segnato la Virtus, però sembra che il Palermo abbia deciso giustamente di voltare pagina. Assolutamente sì, le dichiarazioni di Eugenio Corino che hanno fatto storcere il naso a qualche tifoso sono state piuttosto chiare, è soltanto un amichevole, andiamoci piano, e tra l'altro il problema è che adesso arriva un avversario come il Bologna. Avversario come il Bologna, che però il Palermo affronterà, salvo, speriamo di no, imprevisti dell'ultimo minuto, con un organico un po' più pieno, un po' più lungo. Ricordo ieri soltanto 7 giocatori a disposizione di Corini in panchina, però come ci dice adesso Chiara ci sono state delle belle novità. Sì, tra l'altro voglio far notare che nella giornata di ieri Eugenio Corini ha fatto 5 cambi come quelli che sono in una partita ufficiale, quindi è stato un test vero e proprio. C'è stato il sesto cambio all'ultimo secondo di Corona al posto di Valente, ma giusto per dare qualche minuto al figlio di Reggio Ginitolo. Faccio una piccola digressione, perché come hanno fatto i ragazzi poc'anzi mentre transitavo casualmente dalla loro diretta, saluto Peppe Musso e Manfredi tutto il mondo che sono lì a guardare, così spiano, perché sai che ci si rubacchia segreti, in mancanza di notizie ciotte in questo ritiro si studia l'avversario, diciamo. Assolutamente sì. Vai con le notizie dal campo che è meglio. Allora, ovviamente questa mattina la squadra è stata in piscina, un po' di recovery dopo l'amichevole che è stata abbastanza impegnativa dal punto di vista fisico, invece questo pomeriggio sono tornati tutti in campo e si sono rivisti anche Mateu, Stulak e Aurelio, quindi esatto. due dei tre terzini che sono mancati all'appello in questa prima parte di ritiro, ovviamente ancora out, ma sta svolgendo lavoro personalizzato Alessio Buttaro. Abbiamo rivisto in campo anche Checco Di Mariano, che si è fatto un po' di personalizzato, un po' di corsa a secco, ancora niente palla per il fantasista palermitano. Forse mi è sfuggito, ma credo di no, perché ho guardato tutto l'allenamento. Non si è visto oggi in campo Sebastiano De Planche, neanche al mattino, perché il Palermo, come hai detto giustamente tu, si è diviso tra, e come avevo detto anche stamattina nella live, diciamo tardo mattutina, il Palermo si è diviso tra piscina e poi tra prima palestra e poi piscina. Gli ordini dello staff del dottor Petrucci, che è sempre sul pezzo quando può, così zappa sui giocatori, come è giusto che sia in questo periodo dell'anno. Tra l'altro, a proposito di De Planche, oggi è stato il suo giorno. Assolutamente sì, si è presentato in conferenza stampa, abbiamo visto un ragazzo molto molto umile che ha commentato anche quelle che sono state le dichiarazioni rilasciate da Corini al termine della partita, anche perché il tema caldo è proprio quello della porta. È arrivato un giocatore che ha fatto molto 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 parlare di sé nonostante la giovane età, e quindi la domanda che è stata giustamente posta al tecnico Eugenio Corini è: quali saranno le gerarchie tra i pali? Eugenio Corini non ha avuto sostanzialmente dubbi, ha chiaramente detto il portiere titolare è Piacelli, e sembra che comunque in fase di trattativa il baby portiere arrivato alla sua corte abbia per nulla tacitamente accettato questa condizione. Anche presumo in virtù del fatto che il contratto è quinquennale, quindi ci sarà sicuramente spazio per lui in un futuro non troppo imminente. Tra l'altro ricordiamo, a proposito di contratti, anche a Piacelli è stato adeguato il contratto, non sappiamo se a livello economico perché non è stato comunicato, ma a livello di opzione di un anno in più rispetto a quello che era stato preventivato invece quando, poco più di un anno fa, il portiere romano è arrivato dalla Romania. E quindi anche lì c'è questo giochino di date, di scadenze, però sappiamo bene che Sebastiano De Planche, che bisogna dirlo, e lui stesso lo ha ammesso, dal Mondiale Under 20 in cui è stato guanto d'oro, ha tratto
attratto del giovamento, possiamo dire, perché ha avuto un boost di popolarità, visto che tra altre cose il Milan, senza mezzi termini, lo ha scaricato. Lo ha dato al Vicenza l'anno scorso, Vicenza e Trento hanno condiviso appunto le sue prestazioni nella scorsa stagione, e Trento, che tra l'altro sarà avversario del Palermo nell'ultima amichevole, quella del 4 agosto, proprio sul campo della formazione di casa, e tra l'altro De Planche potrà anche ritrovare Bruno Tedino, ne ha parlato anche lui in conferenza stampa. Assolutamente sì, c'è grande attesa per vedere Desplanches tra i pali. La sensazione è che comunque lui, l'ufficio stampa ci ha fatto sapere che si unirà alla squadra a Pinzolo, quindi la sua preparazione sarà un po' ridotta rispetto a quello dei compagni, però sicuramente la sensazione è che qualche minuto durante le amichevoli della seconda parte del ritiro precampionato del Palermo lo vedranno comunque in campo. Sì, tra l'altro ora ci arriviamo a quelle che sono state le domande, perché a completare il report c'è il fatto che oggi non si sono allenati due difensori, due ne sono rientrati e due si sono fermati, però in questo caso molto meno grave la situazione di Pietro Ceccaroni e di Simon Graves, i quali, reduci da 180 minuti praticamente in due amichevoli, perché non sono quasi mai usciti dal campo né nell'una né nell'altra, chiaramente un sovraccarico di fatica, mister Corini li ha preservati. Tra l'altro ieri un po' in difficoltà il danese, naturalmente ci auguriamo che già dalla partita col Bologna le sue prestazioni miglioreranno. Ma veniamo al tema, veniamo al poco fa ho detto ciotto, ci ritorno su questo aggettivo perché questo è calciomercato, perché già ci avete chiesto, in particolare Gigi Lumia che ci ha chiesto, è sfumato Collocolo. La sensazione è che, tra altre cose, Roberto Affronti, diciamo che azzicca la forchetta, come diciamo noi a Palermo. Collocolo non vuole venire, non dobbiamo pregare nessuno. La notizia qual è? Almeno non c'è ancora l'ufficialità, ma la sensazione è che Michele Collocolo stia per diventare un nuovo giocatore della Cremonese, il centrocampista in forza all'Ascoli. Sembrava potesse ripercorrere la stessa strada di Dario Saric nella scorsa stagione, fino a stamattina, anche col supporto dei colleghi della carta stampata che hanno riportato le ultime notizie. Sembrava che il Palermo fosse molto vicino al suo acquisto, anche perché per il momento sembra che, considerando quello che sta succedendo in Valtellina, la Sampdoria tenda a trattenere Valerio Verre. Però le ultime notizie parlano di un Collocolo molto vicino alla formazione grigio-rossa, appena retrocessa dalla A alla B, e che quindi potrebbe a questo punto mettere le mani su quello che è il secondo, diciamo, obiettivo del Palermo, che invece andrà a Cremona. Il primo, come abbiamo scritto anche sul nostro sito www.sportisili.it, era Franco Vasquez, anche se quella è stata più una boutade dettata dalla solita citazione di Antonello Venditti delle storie che finiscono e fanno giri immensi. In realtà in questo caso Collocolo era un obiettivo. Il Palermo aveva anche aggirato quello che era l'iniziale ostacolo alla trattativa, ovvero sia la richiesta da parte della Cremonese del cartellino di Jacopo Segre. Il Palermo ha detto no grazie, piuttosto alziamo un po' l'offerta. Evidentemente, scusa, non la Cremonese, l'Ascoli ovviamente, l'Ascoli voleva Segre, il Palermo ha detto no, alzato un po' l'offerta portandola fino a 2 milioni, però evidentemente non è bastato. Tra l'altro la Cremonese ha offerto un contratto quadriennale, vedremo se ci sarà l'ufficialità in merito a questo aspetto, ma i rumors sono questi e potrebbe essere proprio questo l'ago della bilancia. Esatto, ago della bilancia, proprio la durata del contratto, chissà anche l'ingaggio, non lo sappiamo, però è chiaro che si tratta comunque sia Cremonese che Palermo di due realtà molto importanti nel panorama della prossima Serie B, che non sappiamo ancora quando comincerà, anche se il collegio arbitrale sembra avere fretta di dare sentenze sul caso Regina, quindi chissà che non riesca alla fine a giungere alla data del 18-19 agosto. Domenico Romano, intravisto, che ci ha chiesto notizie su Rivas, è proprio questo caso, diciamo che complica un po' i piani, o quantomeno rallenta un po' i piani di mercato sia su Rivas che su Di Chiara, che sono a questo punto due obiettivi, e considerando anche il fatto che il Palermo ha un po' denunciato anche nell'amichevole di ieri una scarsa varietà di alternative dal punto di vista offensivo, ecco che il nome di Rigoberto Rivas può tornare a essere d'attualità. Il giocatore piace molto a Rinaudo, piace molto a Corini, che ne ha apprezzato le doti in particolare nello scorso doppio confronto tra Palermo e Regina, in cui soprattutto all'andata ha fatto vedere i sorciverdi alla difesa rosanero. È sicuramente un giocatore che potrebbe far fare un ulteriore salto di qualità all'attacco rosa dopo l'arrivo di
di Roberto Insigne. Vediamo, ci sono altri messaggi. Gigi Lumia che scherza su Graves che è meno Graves, battuta che io in 12 giorni di ritiro avrò fatto una trentina di volte, infatti i miei colleghi mi odiano per questo. E poi c'era qualcos'altro da dire, intanto sul terzino sinistro per il momento tutto stazionario, perché fra Botta, Di Chiara e l'altro nome è quello di Beruatto con un po' più sulle retrovie, nonostante il fatto che la Sampdoria, che era forte sul giocatore del Pisa, ha ingaggiato Barreca, e quindi Barreca tra l'altro di origini siciliane, quindi è venuto meno un obiettivo, perché Barreca era nella long list di Leandro Rinaudo, invece viene a mancare una rivale per questi obiettivi sulla fascia sinistra. La sensazione è che comunque ci sia una sfida precampionato tra quelle che sono le big di questa Serie B, in attesa appunto, come dicevi tu, di scoprire quello che sarà l'inizio del campionato. Le squadre si stanno sfidando sul mercato, ci sono tanti intrecci. Il Palermo del DS Leandro Rinaudo sta lavorando su tanti fronti e insomma nessun reparto sembra certo di quelle che saranno le sue gerarchie. Esatto, poi tra l'altro ne parlavamo anche poc'anzi con alcuni colleghi, questo forse è il periodo più caldo proprio perché le squadre vogliono farsi trovare pronte. Siamo al 20 di luglio, la stagione comincia tra 20 giorni, però è chiaro che il Palermo lo sta dimostrando con 6 colpi praticamente chiusi nei primi 15 giorni di mercato. L'obiettivo è quello di chiudere le rose il più presto possibile e poi cercare di cogliere eventuali occasioni sul finale, come al contrario di quello che purtroppo è stato l'andazzo dell'estate scorsa, in cui il Palermo, per via di una rivoluzione tattico-societaria, ha dovuto cambiare allenatore e direttore sportivo praticamente a fine luglio e ha dovuto fare un mercato di rincorsa, portando però dei giocatori che allo stato attuale potrebbero consentire al Palermo di dire la propria. Colgo, scusami Chiara, l'occasione perché leggo alcuni messaggi, nostro malgrado, che contestano, comunque lamentano una scarsa fluidità nella diretta. Purtroppo questo è il leitmotiv di Ronzone, ne siamo consapevoli, anche altri collegamenti di altri colleghi purtroppo stanno risentendo di questa cosa. Tra l'altro, piccola nota a margine, anche il Palermo, faccio questa piccola, tanto ormai è passata una settimana, il Palermo è stato in dubbio fino all'ultimo per la trasmissione dell'amichevole contro la Bassanaunia, proprio perché la connessione qui non è esattamente al top, siamo pur sempre in alta montagna, può starci, siamo anche in località che non sono poi così popolate, così industrializzate, nonostante il Trentino sia comunque molto ben organizzato, quindi ci sta, purtroppo ci sta. Speriamo che ovviamente nella parte di ritiro tra Spiazzo e Pinzolo riusciremo a garantirvi un servizio migliore. Assolutamente sì. Noi ovviamente vi aggiorneremo su tutte quelle che sono le notizie di calciomercato. Come abbiamo detto, il calciomercato del Palermo continua ad essere molto acceso, l'affare sfumato per quel che riguarda Colo-Colo apre tanti scenari, a centrocampo insomma i nomi che si sono fatti si stanno un po' diradando col passare dei giorni, sì. Come abbiamo detto poc'anzi, anche il ritorno di Verre non sembra più tanto in pista, tanto semplice, anche perché la Sampdoria ha bisogno di un giocatore esperto e quindi l'attesa è quella di altri nomi. L'attesa è quella di altri nomi, naturalmente, come siamo abituati ormai anche nel mercato italiano, che anche in Serie A purtroppo vediamo società costrette a, in un certo senso, accontentarsi del colpettino dell'ultima settimana. Mancano ancora 40 giorni alla fine del calciomercato, il calciomercato è più lontano alla fine che non l'inizio, possiamo dire così, quindi i tifosi dovranno portare pazienza. È chiaro che un risultato come quello di ieri non piace a nessuno, a noi che raccontiamo, a voi che assistete, leggete, vedete e sentite notizie, però è chiaro che è ancora presto, sabato ci sarà un altro impegno. Io personalmente non faccio fatica ad aspettarmi qualcosa di particolarmente di diverso, ma proprio perché è troppo ravvicinato l'impegno rispetto a quello precedente, e soprattutto sono anche 3 giorni in più di lavoro, quindi gambe che continuano a mulinare, e quindi può starci che il Palermo possa per il momento risentire. È chiaro che i 3 giorni di stop tra Ronzone e Spiazzo Pinzolo possono anche aiutare un po' a ritrovare energie e gambe un pochettino più leggere, ma sicuramente questi primi giorni servirà. Magari ci ricorderemo di questi giorni quando arriveremo ad una fase importante della stagione e il Palermo, incrociando le dita, si giocherà qualcosa di importante. Serviranno assolutamente ai tifosi a dare i propri giudizi, serviranno a noi per capire quello che sarà della prossima stagione, ma soprattutto servirà a mister Eugenio Corini e al DS Leandro Rinaudo per capire cosa serve a questa squadra per essere effettivamente competitiva e per poter puntare alla Serie A.
Sono d'accordo, direi che siamo in chiusura, Chiara, ne approfitto perché domani sarà una giornata molto intensa per la nostra redazione, perché praticamente ci sarà un ponte che collega i 3 principali capoluoghi della Sicilia e il Trentino Alto Adige, perché alle ore 10 domani ci sarà la presentazione dello staff tecnico di Mister Modica a Messina e ovviamente noi seguiremo sul nostro sito, così come seguiremo sul nostro sito anche la presentazione di Luca Tabbiani come nuovo allenatore del Catania, una presentazione condizionata dal maltempo e dai problemi soprattutto all'aeroporto di Messina, e ovviamente auguriamo un grande in bocca al lupo a Catania ovviamente, perché a Messina purtroppo non c'è l'aeroporto, grazie Chiara. Presentazione di Tabbiani e del suo staff che è stata rimandata proprio perché lo staff dell'allenatore non è riuscito a volare per Catania prima, quindi è volato su Comiso e quindi sono arrivati a Catania. Poi, tornando a Palermo, la presentazione delle maglie, presumibilmente, lo spoiler è stato tale, in piazza Mondello a partire dalle 18:15, noi saremo lì anche con le nostre telecamere. Ci piacerebbe essere lì. Ci piacerebbe di essere lì, presenza. ma vi porteremo comunque nelle vostre case e nei vostri smartphone le immagini di questo evento targato Palermo Football Club, anticipato alle 17:30 dal secondo e ultimo appuntamento settimanale con Pillole di Sessa, con Aldo Sessa che ci farà un resumé delle manovre principali di calciomercato concluse e ancora in corso delle principali squadre di calcio siciliane. Io ho detto la mia, a te la chiusura. Non ci resta allora che salutarvi e darvi appuntamento ai tanti appuntamenti di domani. A presto e continuate a seguirci sui nostri canali Facebook, Instagram, Twitter e ovviamente sul nostro canale YouTube e sul nostro sito www.sportisili.it. A presto! Ciao!